Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, termina Bologna-Napoli allo stadio Renato Dallara di Bologna con il risultato di 1-1. Un pareggio che per i partenopei ha il sapore di una sconfitta. Il Napoli per 75 minuti in vantaggio, per 75 minuti ha fatto una discretissima partita, niente di eccezionale, ma alla fine, negli ultimi 10 minuti, c'è stato un blackout e il Bologna ha pareggiato l'incontro. C'è da dire che durante la partita ci sono stati dei campanelli di allarme perché il Bologna ha avuto 2 reti annullate per un fuorigioco millimetrico. Ma le 2 azioni del Bologna ci sono state ed anche belle, che purtroppo proprio per questione di millimetri il pareggio non è arrivato prima degli ultimi 10 minuti. E proprio negli ultimi istanti il Bologna ha rischiato anche di vincerla la partita e di passare in vantaggio con un palo. Quindi in conclusione un Napoli che a me sinceramente questa volta non è piaciuto affatto. Non mi è piaciuto né come collettivo e nemmeno nei singoli. Certo che non era una partita facile, anche se sulla carta sembrava così, perché negli ultimi tempi il Bologna sta ottenendo ottimi risultati, anzi da quando il campionato è ripreso dopo la pausa Covid, la squadra rosso-blu è stata tra le squadre che hanno fatto più punti. Quindi un ottimo Bologna che con la grinta del suo allenatore meritatamente, e sottolineo meritatamente, è riuscito a guadagnarsi questo punto contro il Napoli. Dicevo, per gli azzurri un pareggio che ha il sapore di una sconfitta, semplicemente perché il Napoli per 75 minuti ha fatto una discretissima partita, dicevo niente di eccezionale, ma sicuramente in quei minuti avrebbe potuto e avrebbe dovuto chiuderla la partita. Invece si è trascinato tutto il primo tempo e una buona parte del secondo tempo soltanto con un gol di scarto, che con le rete annullate al Bologna per millimetrici fuori gioco si aveva chiaramente la sensazione che prima o poi il Bologna potesse pareggiare l'incontro. E allora Gattuso questo lo ha capito e a un certo punto ha cambiato un po' sia il centrocampo che l'attacco, ma i risultati purtroppo non sono stati quelli che prevedeva l'allenatore, perché le forze fresche entrate in campo non hanno prodotto quello che immaginava l'allenatore. A un certo punto sembrava che per crampi dovesse uscire Manolas per dare spazio a Koulibaly, che stava riposando in panchina. Manolas ha chiesto di restare in campo perché era in grado di proseguire la partita e quindi Koulibaly ha rimesso la casacca gialla ed è ritornato in panchina. Ecco, secondo me là è stato l'errore di questo incontro, perché in quel frangente il Napoli era assolutamente in difficoltà e sicuramente Koulibaly, sia in difesa che come gestore della palla, avrebbe potuto seriamente dare una mano agli azzurri negli ultimi minuti, quando il Napoli è andato in difficoltà. Ecco, secondo me, dove è stato l'errore più grande della partita. Mai come in quel momento Koulibaly avrebbe dovuto entrare in campo e invece Gattuso ha rispettato la voglia di Manolas di restare in campo e non ha fatto più il cambio che secondo me particolarmente in quel frangente andava assolutamente fatto. E allora quindi dopo il pareggio con il Milan
anche se immeritatamente, perché quella partita il Napoli meritava di vincerla, ma l'arbitro non gliel'ha permesso. Arriva un altro misero punticino contro il Bologna, che alla fine, vista e considerata come si è messa la gara, possiamo dire che questo pareggio va bene più al Napoli che al Bologna. Sì, io la penso così. Questo punticino va più bene a Napoli che al Bologna, anche se il Napoli è stato in vantaggio per 75 minuti. Però, come dicevo e ho già detto, il Bologna nel corso della partita ha dimostrato di meritare il pareggio e alla fine ci è riuscito. Poi negli ultimi 10 minuti, solo per gli ultimi 10 minuti, il Bologna ha anche meritato di vincerla questa partita, sigillando la ottima prestazione degli ultimi minuti finali della gara con un palo incredibile. Amici, certamente non tutti, come al solito, sarete d'accordo con me, è normalissimo, ma questo è il mio pensiero. Devo essere obiettivo perché nella mia caratteristica c'è proprio questa qualità o difetto, come voi volete chiamarla. Quindi, ripeto, secondo me questo punticino sta più bene al Napoli che al Bologna. Certo è che purtroppo, come abbiamo visto in qualche altra precedente gara, il Napoli ha avuto quei 10 minuti di blackout, quei 10 minuti da polli che praticamente hanno permesso al Bologna, anche se meritatamente, di raggiungere questo pareggio. Gli ultimi 10 minuti del Napoli allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna mi hanno fatto ritornare in mente quei 10 minuti da polli contro l'Atalanta. Una partita contro i bergamaschi che il Napoli per 10 minuti da polli ha dovuto lasciare il risultato e i punti a Bergamo. Quindi peccato per questo pareggio, perché i 3 punti avrebbero dato salute a questa classifica. Adesso la Roma incalza, il Milan avanza, vediamo un pochettino come andrà a finire. Dopo il Bologna c'è la gara con l'Udinese, la prossima allo stadio San Paolo di Napoli. In quella gara il Napoli è obbligato a vincere. Se mai questo non dovesse succedere, certamente dopo tanti risultati positivi, dopo il pareggio con il Milan e dopo il pareggio con il Bologna, se il Napoli dovesse pareggiare anche contro l'Udinese, inizierebbe sicuramente una piccolissima crisi. Ma naturalmente noi tifosi partenopei restiamo tutti fiduciosi nei confronti della nostra squadra e dei ragazzi, sperando che tutti rimetteranno la testa e le gambe a posto giusto. Ci aspettiamo adesso una risposta, una grande prestazione contro l'Udinese per riuscirci a prendere di nuovo quei 3 punti che a questo punto diventano veramente indispensabili per il continuo di questo fine campionato e per la classifica del Napoli.